E allora, che cosa preferisci? Una pasta e un caffè. E allora i caffè sono due. Buongiorno. 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 Che è bar questo, vero? La farmacia non è bare, mi bottiglie esposte. Allora, bar, davvero. Senta una cosa, capite granite mennolate? Certo, nostra specialità, abbiamo gessi, cioccolato, mandola, pistacchio, che vuole? Buono, tutte queste cose ci avete, va bene, senta, allora facciamo classico, facciamo cioccolato e mandola. Subito, ora ce la facciamo, cioccolato e mandola. E allora, cioccolato e mandola e una brioche. No, mi dispiace. Per brioche, a oggi finendo, è venuto che finendo. L'ultimo cliente si aspettava se ne pigliava ora. Ci stai restando male. Paranno con lei, ci posso accomodare un cornetto vuoto, una sfogliatella, una crostatina, ma brioche non ci posso dare io. E allora brioche niente? Niente, mi dispiace. Ho capito. E va bene, pazienza. Senta, ma caffè c'è? Caffè c'è. E allora caffè con panna, buono, Buone, a gusto so. E allora ne facciamo più cioccolato e mandola, facciamo caffè con panna. Come vuole lei, caffè con panna, caffè con panna. E allora caffè con panna e due brioche. No, forse non abbiamo capito. Ci stai dicendo, poi oggi lei i brioche, si lo ha la testa. Ci posso ragnire un cornetto, un panzerotto, una crostatina, brioche, fineno. Non ce n'è? Non ce n'è. Ancora? Niente. E va bene, pazienza. Senta, ma che c'avete magari il gusto di frutta? Frutta come andiamo noi, mananassi, gessi, pesca, molone. Ho capito. Va bene, allora gesso con panna, io mi assetto da in faccia. Io ho detto sul bicchiere che mi può fare, lei è sicuro, gesso con panna. Sicuro lei. Senta, assieme alla granita mi buttasse tre brioche. Va bene, va. Avvicinarsi un minuto. Che c'è, che fu? C'è il ritto. E chi sa terza volta? Già mancava la pressione. Brioche, non ce n'è. Una crostatina, un cornetto vuoto, con la crema, come vuole lei. Perché si sta battendo in questa maniera, scusi? Tagliassi che c'è esposto, ti davo la fredda e avevo voglia. Ma Ma che brioche, saluto questo? veneno. Io troppo saluto, Che senta, ma perché si giornata? sta battendo in questa maniera? Scusi, non ho capito. Io sono tanto gentile, ti sto dicendo che voglio una granita. Va bene, non me la vuole fare il gusto di frutta, ma facesse fragola e limone, si può fare fragola e limone? Si può fare. Oh. L'importante è che lei viene per mangiare, che non per insultare. Sì signore, io sono cliente. Cliente sempre ragione. Oh, e allora, fragola e limone. Ciao stai facendo? La panna dopo non c'è sta. Non c'è sta. E che con la panna mi viene qualche stramuglio. Magari Dio. E allora fragola e limone. Basta che vuoi sia non si dia, va bene? Oh. E una brioche. Senta, a che ci mandano lei apposta? Che ho mandato collocamento? Meno male che fra mezz'ora levo mano. C'è il ritto che brioche non ce n'è, non mi fa che se lo va a rugare, c'è passo già panna. Sì, non ce n'è brioche. Sta fatta con salario. Ma come a fare? Io avevo mezz'ora per convincerlo. Che già buttava la casa brioche. Brioche non ce n'è. Va bene, ho capito. Oh, io non voglio magari non la testa, mi resta ieri. Yes. Saluto. Sto rubassi più avanti. Saluto. Arrivederci, Warito. Ma cosa, ribazzire? Ma rimbazzire per davvero, va. Ma te lei che testa che fuori una mattina. Ah, meno male che stai smontando. Saro non mi necchioi, ma l'orario è qui. Santo, caso, gnaro Aravaste. perché ti stai battendo così? Per 5 minuti ritardo. Ah, lasciami stare, che l'hai con te. Che fu? Che fu? C'è sì un cliente. E voleva una granita con una brioche. Bene, è normale, io non so bene. Certo, ma dicendoti io che brioche non ce n'erano. Se scattasse tutti i gusti che vuole, brioche non ce n'è. E allora? E allora, mandalo il cioccolato con una brioche. E ci resta che non ce n'è. E io? E io come cangiavo il gusto. Fragola e limone e due brioche. Non ti dico, Non capo. è finito. Cangiava sempre il gusto e le brioche diventavano 3, 4, 5. Pare, hai chiesto perché sotto che si caroso buono. Ma metteva il mio, non hai chiesto. Pigliavo da bere con tutti i brioche e ci un becava andava a faccia. E ora fammi bello caffè.